Il CESMAR di fatto nasce da un primo passo che è stato fatto qualche mese prima e che era la creazione del Circolo Fratelli Bonaldi. I Bonaldi sono due ufficiali di marina di Vittorio Veneto. Attilio Bonaldi è stato diciamo un importante ufficiale di marina perché ha svolto un ruolo molto direi fondamentale, assolutamente fondamentale nella educazione del principe Umberto, quindi lui proprio è stato fondamentale per la sua crescita culturale poi è morto a bordo dell'Ancona, della nave da battaglia Ancona nel 1928 nel grado di ammiraglio di squadra, quindi è stato diciamo, ha raggiunto l'apice. L'altro invece è Silvio Bonaldi, di pochi anni più giovane di Attilio, che diciamo, è un eroe della Prima Guerra Mondiale perché ha meritato 3 decorazioni, 3 medaglie d'argento al valor militare per 3 fatti di battaglia, ma soprattutto è il liberatore di Fiume, quindi lui fu il primo con nave Stocco, che è la nave che comandava, ad arrivare a Fiume e quindi a liberare la città. Così come per Trieste è famoso nave Audace che sbarcò i primi marinai a Trieste, nave Stocco, quindi comandata da un vittoriese, arrivò a Fiume e sbarcò i primi militari diciamo italiani nella città appunto riconquistata. Quindi era doveroso da parte nostra ricordare questi 2 personaggi così importanti per la città, entrambi legati al mare e alla cultura marittima. CESMAR è un'associazione di esperti nel campo marittimo, a vario titolo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista strategico, che si sono uniti in una fase storica, praticamente poco prima del Covid, perché non esisteva nel nostro paese un centro studi che fosse finalizzato agli studi nel campo marittimo. Esistevano tante realtà molto separate, ma una realtà unica che guardasse al mare nella sua interezza. Il caso ha voluto che con il periodo superato del Covid, l'importanza dei traffici marittimi e l'importanza del mare, soprattutto per l'Italia che è collocata nel Mediterraneo, hanno avuto un incredibile spunto e questo ci ha aiutato naturalmente in tutta una fase di lavori che abbiamo prodotto da quando insomma, siamo nati, sono circa 4 anni che il CESMAR è nato. Quindi si occupa essenzialmente di problematiche di vario genere, sia nel mondo militare, molti di noi sono ufficiali di marina, ma anche nel mondo della diplomazia, abbiamo dei diplomatici all'interno del gruppo, abbiamo dei tecnici, quindi abbiamo degli ingegneri, abbiamo dei chimici, abbiamo degli avvocati, quindi insomma diciamo che abbiamo una realtà molto varia e ampia, tutti quanti più o meno connaturati con il mondo marittimo